la comicità mi è sempre piaciuta, da quando ero bambino mi è sempre interessata. Ho iniziato scrivendo proprio perché dicevo io non salirò mai sul palco. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di You Talk. Oggi ci divertiamo ragazzi, preparatevi perché è ospite con noi in questa puntata un comico, Sandro Capai. Ciao Sandro, Ciao, benvenuto. Grazie per l'invito. Abbiamo già fatto salire le aspettative un po' troppo. Io sono, Ho detto oggi ci sono divertiamo. un comico ma anche ansioso, quindi... Ma infatti lo sai che avevo tra le mani il tuo profilo Instagram Ok. e ti definisci comico, autore. È ipocondriaco, Sì, e assolutamente, quindi anche sì. in alcuni casi, vabbè, meglio saperlo subito, no? Sì, ipocondriaco per entrare nel particolare, ma va bene ansioso a 360 Ok. gradi. Sei cagliaritano, giusto? Sì. Classe 1993, quindi scheda anagrafica l'abbiamo fatta. Ok. Cagliaritano, ma non vivi qua adesso? Adesso dico a Milano, poi devo dire che vivo a Stesso San Giovanni, perché questo Aia. è il karma per aver Sì. preso in giro quelli di Sargius che dicono di essere di Cagliari per tutta la vita. Adesso io sto pagando la stessa cosa che vivo nella Sargius di Milano. E quindi quando torni qua ti chiedono, ormai esatto. sei milanese, no? Ah, beh, questa è la frase adesso è la frase che ho sentito di più durante le feste. E quindi sì, vivo a Milano da poco più di un anno e qualche mese, sì. Poi giro tanto, però di base sto lì a Milano, sì. Ok, sei uno stand-up comedian Sì. oggi, giusto? Sì, sì, Che sì, cosa sì. fa lo stand-up comedian? Ma Ce lo lo stand-up racconti? comedian è molto semplice poi in realtà, perché come si dice, è il grado zero della comicità, cioè nel senso è proprio un comico che senza nessun personaggio, con un microfono in mano dice delle cose, racconta delle cose di sé. Quindi è proprio il punto di partenza della comicità. Come è iniziato però tutto? Ci racconti un po', perché tu sei partito già da un po' di anni, no? Sì, Ormai. sì, abbastanza. Cioè, faccio questa ora di lavoro dopo il Covid, diciamo. C'è stato questo Ok. grande paradosso della pandemia che Sì, che ha che ha rivoluzionato chiuso un po'. tutto, proprio Sì. ha rivoluzionato le vite di tutti. Però io ho iniziato a scrivere quando avevo tipo 17-18 anni. Ok, non eri uno di quei bambini che tipo con i genitori di fronte ai parenti si allestiva al palco e si No, esibiva, no? perché poi e ancora adesso sono molto timido, da bambino Ok. ancora di più. Mhm. Sono sempre stato molto timido e tant'è vero che poi cioè la comicità mi è sempre piaciuta, da quando ero bambino mi è sempre interessata. Ho iniziato scrivendo proprio perché dicevo io non salirò mai sul palco, quindi ho iniziato a scrivere e scrivevo sia un po' sul web, per i vari siti satirici, eccetera, e poi ho iniziato a scrivere per gli altri comici. Ok. Mhm. E mi ricordo che quando sentivo i comici che facevano i miei pezzi mi veniva l'ansia, nonostante nessuno sapesse che li avevo scritti io. Beh, Quindi certo. dicevo, figurati se io troverò mai il coraggio di salire io. Poi invece alla fine... Ce l'hai fatta? Sì, alla fine è Ma ti successo. piace di più scrivere per gli altri o per te stesso? No, per me stesso adesso. Ok. Adesso scrivo ancora per gli altri ogni tanto, ma è più Ok. quello è proprio, lo vedo più come un lavoro. Nel 2009, forse più o meno in quel periodo, hai iniziato qualcosa, o comunque giù di lì in quegli anni, correggimi se sbaglio, nel c'era all'epoca la palestra di Luttazzi. Ok. È vero? Sì, Hai iniziato... Sì, sappiamo un sacco di cose. Sono preparata, Sandro, Sandro, Alec, Ci ho dovuto ti pensare. chiamo come vuoi. Va bene comunque, va bene in ogni modo. Sì, no, perché anche io ci ho dovuto pensare sul Sì. 2009, sì, che poi è come ho iniziato. Ok, Cioè, quindi hai nel senso iniziato che lì. ho iniziato con la palestra di Luttazzi, che dobbiamo spiegare Cos'è, sì. innanzitutto cos'è, forse anche chi è Luttazzi Sì, adesso. vabbè, era negli anni sì, 90. No, Luttazzi, sì, è anche stato- negli 2000, 2000 è stato uno dei principali comici satirici italiani, forse il più importante. Sì. E lui aveva la palestra, che era una rubrica nel suo blog dove tutte le persone potevano mandargli le battute e lui pubblicava le sue preferite. E tu eri piccolo, Cioè, Io eri avevo 17 anni. Non eri neanche Io maggiorenne. esatto, sì. Come si diceva Brava, all'epoca. preparata. Esatto. Sì, no, come si diceva all'epoca ero troppo giovane per vedere uno spettacolo scritto da me. Ok. Perché ero ancora minorenne. E quindi sì, ho iniziato a scrivere lì, perché poi per me è stato fondamentale quell'esperienza, perché lì lui
poi ti mandava anche delle dritte su come scrivere, delle mini guide su come si scrive la battuta. Ah. E lì ho imparato proprio tutte le regole base su come si scrive. Ok, guardala Ok. e dici che cosa ti ricorda. Ok, questo è... Falla vedere anche alla Cos'è? camera. sono- Ecco. ok. Io ho detto lì Lercio, no? Sì, esatto. Questo fra l'altro era il remix per... ho bloccato la No, parola. non fa la foto me niente, la tanto ricordo. l'abbiamo vista. Era il remix, era appena uscito il secondo libro, che era fra l'altro quello di cui parlavo, c'era la presentazione lì. All'epoca forse ancora non salivo, no, già salivo sul palco forse. Ah, ok. Sì, perché poi Lercio è stato proprio uno step fra la scrittura e il palco, perché poi iniziavamo a fare dei live, delle presentazioni, quindi lì ho imparato piano piano a parlare con un pubblico davanti. Mhm, era difficile all'inizio. Sì, no, difficilissimo. Ora in realtà sono molto più in difficoltà adesso che non c'è il pubblico. Ora che sono abituato, certo. sono molto più in ansia quando non c'è il pubblico. Quando Perché c'è sei il abituato a sentire il Ogni calore 10 secondi del- so come sta andando se c'è il pubblico. Adesso lo saprò tipo fra un mese quando Fra un c'è. mese, esatto. Me la riguardo e dico, invece quando c'è il pubblico lo so. E Beh, quindi- quello è un grande aiuto in effetti, sì, adesso no? mi mette molta più ansia senza... Vabbè, senza il tranquillo, tanto Sì, siamo no, tra sono- noi. Assolutamente. Sì. No, Lercio, tecnicamente sono ancora parte della redazione di Lercio. Ah, ok, Non ci sapevamo. scrivo più tanto, però a livello formale Ah. faccio ancora parte. Però sei stato uno dei Allora, dei diciamo primi, che possiamo l'ideatore, il creatore era Michele Incollu, che non vuole che lo si nomini, però era Michele Incollu. Ormai. È una persona molto umile. Ci perdonerà, ok? E io stavo con lui in un collettivo di autori che avevamo diversi progetti in mano. Mhm. E quindi lui ci fa vedere questa cosa e noi gli abbiamo detto: questa cosa è bellissima. Lui fa l'altro era sardo, quindi Sì. l'avevo proprio incontrato per strada e mi aveva detto: sto facendo questa cosa che è la parodia di Leggo, te la faccio vedere. E ho detto, questa cosa è bellissima, devi farla vedere a tutti. E mi ricordo con grande lungimiranza che gli avevo detto: secondo me è bellissima, però la apprezzeranno solo quelli che conoscono Leggo. Grande lungimiranza. l'avevi detto sì, questo? ho avuto una grande lungimiranza su Lercio. Qualche, non lo so, cosa particolare che ti è mai successa a uno spettacolo? vivo? Sì, dal vivo. Allora, una cosa molto divertente mi è successa ad Alghero. Mhm. Praticamente all'inizio dello spettacolo, sai, il comico all'inizio dello spettacolo magari parla un po' col pubblico per rompere il ghiaccio, eccetera. E nelle prime file c'era un tizio che somigliava veramente tanto a Ligabue, veramente tanto. Era il sosia di Ligabue. E io gli dico: che lavoro fai? E lui mi dice: suono. E io gli ho detto: tu hai la faccia di uno che suona in una cover band di Ligabue. E il pubblico ride tanto, inizia a ridere tanto, ok? Non dirmi che era Ligabue. Quasi. Era il fratello di Ligabue.